Ma guardate al lavoro chi mi viene a trovare, Lucertolinda. Ciao. Sì, dovrei andare io, ma faccio finta di pumi. Oh, ma come sei carina! Ciao! Io arrivo a casa dal lavoro e trovo così la sedia rovesciata. Cioè, ma non sono persone, sono gatti. Voi rendetevi conto di quanta forza hanno loro quando giocano. Rovesciano perfino le sedie. Pepe, cosa avete fatto oggi? Pippo scappa. E vabbè, i tappeti sono anche quasi in ordine, devo dire. Dai, apriamo. Andate un po' fuori. Dai. Sì, adesso, un attimo. Vai. Ecco. Qua c'ho il tappeto ancora da lavare, ancora lì. Prima o poi lo laverò. Dovrei approfittare in queste giornate che fa caldo. Pepez? Sei un buzzicottolo. Andiamo. Pipì! Avete fatto casino. Mi sono un attimo sdraiata sul letto. Non avrei dovuto fare questa cosa. No, non avrei dovuto farlo. Si sta così bene. Devo ancora fare il letto. Che ho detto tanto. Pomeriggio ho tanto tempo. Stamattina non avevo voglia di farlo. Ho Pepe che piange fuori dalla porta. Sì, è un mammone. Ma veramente non è possibile vivere così. E io se mi chiudo da qualche parte lui è disperato. Comunque, ho mangiato qualcosina, devo ancora finire di mangiare, ma mangio a rate, perché tanto Franz arriverà più tardi a mangiarlo, allora tanto ho mangiato qualcosa. Vabbè, intanto faccio il letto e poi decido cosa combinare questo pomeriggio. Metto a esportare il video e boh, dai, facciamo qualcosa. Finalmente ho fatto qualcosa oggi di serio. Ho sistemato l'armadio. Nel senso, era già sistemato, l'avevo già messo a posto l'altra volta, ma adesso ci ho aggiunto la roba invernale. E adesso è di nuovo tutto bello in ordine. Qua ci sono le cose un po' più leggere. Qui ci sono le magliette un po' più sottili, però comunque non sono per l'estate di sicuro, sono per l'autunno. Magari da mettere sotto un'altra maglia e niente. Questo è quanto. Qui ho messo i pantaloni, quelli di tuta, che uso anche a casa, giusto per stare comoda. Li ho appesi e ho messo le due tute. Questa qui, vabbè, questa è una forse di Wish, e questa qua di Shein dell'anno scorso. No, di quest'anno era, sì. Questa qua però mi ricorda quando andavo dal veterinario con Panna, perché l'ultimo periodo usavo questa qui. E quindi sono un po' così così. Non so quando la userò. Vabbè, e comunque ho risistemato le luci, nel senso che ho messo le pile nuove, perché erano decisamente scariche. Quando ho bisogno me l'accendo, se no c'è anche col sensore, però consuma tanto e allora mi conviene accenderla solo quando mi serve, ecco. E basta, qua è tutto in ordine. Ho già chiuso questo scuro, quello l'ho lasciato chiuso direttamente. L'ho già chiuso perché adesso il sole tramonta e quindi inizia subito a far freddo. Allora adesso chiudo anche la finestra, poi lo scuro verrà chiuso dopo. E non avevo voglia di fare niente, alla fine ho lavato i piatti e ho anche sistemato tutta sta roba e ho passato l'aspirapolvere. Perché oggi avevo iniziato a passarla, solo che si era scaricata, allora vabbè. Ok, quindi io sono abbastanza in ordine adesso. Abbastanza, perché qua è ancora un po' tutto per aria. E i gattini? Pepe vive sul tappeto. Pipi! Andiamo dentro adesso? Pepe, tu stai ancora un po' lì? Va bene, sì. Mao, ha fatto Mao. Allora ha detto sì, mamma, io sto ancora un po' fuori. Pipo! Dove vai? Ehi, principesso! Pipo! Cosa c'è? Oh, che bel micio. Che bello, Eccolo qua, geloso. Gelosissimo! Sì, sei gelosissimo.
Però, visto che ci sono, vi faccio vedere la maglia che ho preso l'altro giorno, quella dell'emisfero. Ecco, questa è la maglia. Solo che si arriccia qua sotto, beh, voi non vedete niente, questo sole. Si arriccia qua sotto perché l'elastico è qui, su questo bordino qua, non è su tutta la maglia. E quindi tende ad arricciarsi un po' tanto, comunque. È giusta, dai, è giusta. Sì, le spalle arrivano qua giù, ma è fatta così proprio la maglia. Le maniche giusta giusta, io le avrei volute un po' più lunghe, ma vabbè, così è. Comunque questa è la maglietta, è molto comoda e anche molto calda, devo dirvi. Pepe svaccato per terra. Dovrei anche lavare i capelli. Mega voglia di lavare i capelli. Però se non lo faccio adesso devo farlo stasera. Domenica mattina. Dovete sapere che il signor Pepe non va al bagno se la sabbia puzza, perché qualcuno ci ha fatto la cacca. È rimasta sabbietta attaccata. Pepe. Infatti ho dovuto accendere la candela, qui c'è una puzza qua dentro. L'avevo appena pulita la sabbietta e qualcuno è andato a farci la cacca subito. Adesso mi tocca pulirla di nuovo. Cosa vuoi? Non c'è dentro niente lì. No. Ma mi spiegate che cosa volete? Cosa vuoi, Pippi? Tu vuoi la pappa? Sì. Geloso. Gelosia. Se c'è Pippi? Guardate che muscoloso che è là davanti, cioè massiccio. Sì, massiccio. Sì. Pepe. Ruffiano. Adesso devo fare colazione. Ciao. E per colazione provo ad assaggiare uno di quei croissant che vi ho fatto vedere in un vlog precedente. Cioè, uno di questi, ma forse era in questo vlog. Non ho più idea di che cosa io stia registrando, sinceramente. Provo ad assaggiare uno di questi. Apparentemente l'odore sa da panettone, che è una cosa che non tollero tanto. Darò una scaldata velocissima in microonde. Perché devo stare attenta se non si scalda troppo e poi fa schifo. Vabbè. Allora, come aspetto non è il massimo, anzi, pensavo fosse migliore, ma in realtà l'odore è proprio di panettone. Non mi piace tanto. Però il gusto non è male. È l'aspetto che è brutto. Sicuramente fatto in forno sarebbe meglio. Adesso aspetto che si scaldi il latte. Poi ci aggiungerei un po' di Nesquik oggi. E niente. E faccio così, semmai magari mi mangio anche un'arancia. Non lo so neanche io. Sono stanca. E ho dormito, però sono stanca. Ma come sei bello! Devo anche lavare la tela del divano. Mi sono dimenticata. Praticamente me ne sono ricordata quando avevo già messo su la lavatrice con l'altra punta del letto. Ecco. E vabbè. Io e la mia memoria ormai non sappiamo più cosa fare. Ah, Pepuzzolo! I fiori non li ho ancora tolti. Perché non sono brutti, 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 brutti? Cioè, ci sono ancora in realtà. E quindi non li ho ancora tolti. Questi sono più belli. Quelli di qua sono un po' più brutti invece. Cioè questi qua sono belli, quelli attaccati al muro da questa parte. Di qua invece sono mezzi morti. Boh, questo qua centrale è ancora verde. Boh, chi lo sa. Ciao! Ciao gattino! E la muffa non è ancora uscita. Cioè è miracoloso.
non è ancora uscita. Vabbè, i segni che si vedono per i nuovi iscritti sono i segni della muffa vecchia, perché sarebbe da grattare proprio il muro e rifare tutto. Cosa vuoi da me? Pepe, Pepe, Pepe. Eh. No, io vado a fare colazione. E si raffredda il latte. Andiamo insieme tutti, dai. Però voi non fate colazione, l'avete già fatta. Siete due furbi. Mi sono appena resa conto che io non vi ho spiegato la del dentista, la questione. Cioè vi ho detto sì che devo tornare, ma non vi ho detto niente. Sono mezza rimbambita. Devo tornare, non so quando, me lo diranno loro, perché hanno problemi con i medici, manca personale, quindi sono contatti e gli appuntamenti sono tantissimi. Hanno tantissimo lavoro ma pochi medici, quindi ecco. Però io devo tornare perché il molare in fondo, questo qua sotto, quello che era attaccato al dente del giudizio, è da qualche mese che mi dà problemi di sensibilità. E l'igienista mi ha detto, questo problema di sensibilità potrebbe essere dato dal fatto che non c'è più effettivamente il dente di fianco, quello del giudizio, che un po' lo proteggeva come, che gli era attaccato, e quindi mancando quel dente, andando a toglierlo, probabilmente si è andato un po' a toccare o a scoprire i nervi, insomma qualcosa così, no? Poi però guardando, facendo l'igiene, c'è una carie anche, quindi potrebbe essere anche quella la causa della sensibilità che ho. Ho sensibilità sia a caldo che freddo e masticarci sopra non ci mastico perché alle volte non mi fa male, ma alle volte sì. Infatti io mastico tutto da questa. Ma quindi devo tornare per fare questo lavoro qua. Però per il resto i denti sono a posto, per fortuna. E io pensavo di avere problemi qua a questi denti, invece no, guardate, con la luce del sole sono tornati bianchi normali. E io prima, forse era un effetto ottico, mi sembravano quasi trasparenti, erano di un colore strano, e invece no, sono tornati normali per fortuna. Infatti gli ho detto, guarda, sono un po' preoccupata perché ho visto sto cambiamento e così, quindi un cambiamento che ho deciso di fare è di non bere tutti i giorni il tè, mezzo litro di tè, perché io mi porto il termos col tè al lavoro e è mezzo litro di tè, è tanto. Tè zuccherato col limone. Quindi questo insieme non va bene, cioè va bene berlo ogni tanto, ma berlo tutti i giorni, tutto quel tè, con tutto quello zucchero, perché io il tè non riesco a berlo senza, ecco, non va bene insomma per i denti. Non devo eliminarlo, ma neanche berlo così tanto, così spesso, ecco. Quindi va bene una tazza al giorno, ma non così tanto, ecco. E quindi adotterò questo cambiamento, insomma. E infatti anche ieri mi ero portata la tisana senza zucchero, quelle le bevo senza. E boh, dai, non... mi sono proprio ricordata prima di non avervi raccontato questa cosa, perché poi quella sera, quando siamo arrivati a casa, ero stanca e non vi ho raccontato del dente. Vabbè. Dimmi, non erano croccantini, Pepe? Ciunghe. Queste non sono croccantini. Sì, ma non sono croccantini. Ma no, amore, questo è un orsetto, sta sempre su due zampe. Pepe fa più fatica, invece lui sta anche tanto su due zampe. Croccantini! Non è vero. Vi ho fregati? Eh? Ieri ho fatto l'ordine da Zooplus per loro. Il problema è che mi sono dimenticata di prendere la pappa per gli uccellini, perché sapete che io compro anche quella. Quando è sto periodo poi iniziano a viaggiare qua fuori gli uccellini, che è una meraviglia. Mi sono dimenticata la loro pappa, quindi dovrò fare un altro ordine. Comunque anche oggi è una bellissima giornata, l'avrete intuito. Una bellissima giornata autunnale. E il noce finalmente ha iniziato a perdere le foglie e hanno iniziato a scurirsi anche, a diventare più autunnali. Beh, avendo gelato un po' di volte ormai si va sotto zero alla fine, la mattina, la notte.
E le pecore non sono arrivate, quelle che sentivo l'altro giorno probabilmente le hanno già portate via.